Ciao, bentrovati e grazie dell'invito. Benvenuto in questo nuovo e ultimo episodio del podcast Etere. Oggi saremo qui per farti alcune domande sulla tua carriera, ma in generale sulla tua esperienza nel mondo Dello spettacolo e dell'arte in genere. Vabbè, io direi prima di tutto di iniziare dicendo chi sei, cosa fai, raccontando un po' della tua vita. Allora, brevemente mi chiamo Stefano Chiodaroli, sono un attore, sono un comico, ho 58 anni, anzi c'erano 57 ma ne compierò 58 a dicembre, quindi sono nato il 15 dicembre 1964. Questo fa di me tecnicamente un Sagittario con l'ascendente in Ariete per quelli che seguono gli oroscopi. Sono un comico professionista, sono un professionista del mondo dello spettacolo dal 1988. Prima ho fatto altri mestieri, ho studiato ragioneria, mi sono diplomato alle scuole serali di ragioneria senza mai capire nulla di ragioneria. Per fortuna del mondo del lavoro, delle accademie di ragioneria e per i conti in generale delle persone non ho mai esercitato la professione di ragioniere, ma quella di comico. Iniziando con le domande vorremmo proprio partire col chiederti come è iniziata la tua carriera proprio da attore, come sei entrato in questo mondo. Ho due date importanti, anche se nella carriera di attore, come in qualsiasi lavoro, non c'è mai la data diciamo così esiziale, la data decisiva. Ci sono tante date dove si è costruito una carriera. La data importante per me è il 2000, quando ho lasciato l'attività di lavoratore dipendente e ho deciso di aprire una partita IVA e dedicarmi in modo assoluto e professionale all'attività di attore e di comico. Ma l'attività di spettacolo, l'attività di intrattenimento l'avevo già iniziata nel 1988, appena mi sono iscritto alla scuola di teatro dell'Arsenale, mi ero anche aperto una posizione, diciamo così, mi ero iscritto anche al collocamento degli attori, per cui 1988 comincio a pensare di poter fare l'attore, il comico, l'artista in maniera seria. Nel 2000, quindi una dozzina d'anni dopo, ho iniziato a farlo come professionista, nel senso pagando le tasse per quello che facevo. Questo fa in genere dei professionisti e non degli hobbisti. Ma va bene. Allora, poi un'altra domanda molto importante. Abbiamo visto che tu hai diversi personaggi, fai diversi personaggi nel tuo lavoro, e una delle nostre domande è come sono nati e da cosa hai preso spunto per crearli. Tutti i personaggi che ho inventato io non sono nati a tavolino, ma sono nati sempre in seguito a qualche forte emozione o qualche forte suggestione, raccontando una parte della mia vita. Per esempio il personaggio del panettiere, che è quello grazie al quale mi sono fatto conoscere e in qualche modo ho trovato un'affermazione nelle TV nazionali. Il personaggio del panettiere è nato dalla mia esperienza nel mondo degli alimentari. Io prima di fare, come vi dicevo, prima di fare il professionista ho lavorato da un grossista alimentare e in questi 20 lunghi anni in questa attività alimentare ho conosciuto un sacco di salumieri, di macellai, di panettieri e ho conosciuto un tipo umano, ho conosciuto questi personaggi che erano ricchissimi di storie da raccontare, di temperamenti strani, di caratteri bizzarri e anche sopra le righe, e io ho accumulato tutte queste conoscenze. Quando poi si è trattato di inventare un personaggio vicino al popolo e che avesse anche dei tratti un po' sopra le righe, a me è venuta in mente la mia esperienza ventennale della mia conoscenza con questi personaggi, e per quello forse che sono riuscito a raccontarlo così bene. Poi altri personaggi sono nati per caso. C'è un personaggio che si chiama Ornello, l'ex fotomodello, è nato dal fatto che io andavo in palestra, ero super allenatissimo e volevo raccontare di un uomo un po' vanitoso e un po' svitato, e avevo l'esperienza di tutti quelli che avevo conosciuto in palestra. Il mago Abajur è uno spin-off. Spin-off vuol dire una costola, un pezzettino di qualcosa di più grande che poi prende una strada per conto suo e diventa un'altra storia. Il mago Abajur è uno spin-off
di uno spettacolo che avevo fatto, che era uno spettacolo di acrobati pazzi perché erano ciechi e facevano dei numeri di magia solo da ciechi, e lui è un mago cialtrone che non sa fare niente, ma in realtà pensa di saper far tutto. E Mago Abajur, tra l'altro, io l'ho perfezionato al matrimonio di mia cugina. Diciamo che era un matrimonio un po' carico, era un matrimonio dove eravamo tutti su di giri con il vino, gli amari e così via, e io ho fatto questa performance di questo Mago Abajur, ma il giorno dopo non mi ricordavo nulla, mi ricordavo solo che ero inciampato in un marciapiede e mi ero slogato una caviglia, questo mi ricordavo. E per sapere come ho fatto il Mago Abajur ho rivisto il video del Mago Abajur che avevano fatto i miei parenti, ma di cui io non ricordavo quasi nulla perché era un'improvvisazione, ecco. Per cui i personaggi nascono o su commissione o perché un'esperienza forte mi suggestiona e mi viene voglia di raccontare, ecco, sintetizzando. Ok, invece rimanendo sempre nella sfera proprio di questi tuoi personaggi, ti volevamo chiedere qual è quello in cui tu ti riconosci di più, quello che ti piace di più, ecco. Mi riconosco in tutti i personaggi che sono tutti delle maschere. Nel teatro il ruolo della maschera non è quello di nascondere quanto quello di svelare, per cui ognuno di questi personaggi svela qualche cosa. Se devo avere delle preferenze, quello che mi diverte di più di questi personaggi è il Mago Abajur, perché essendo quello meno riconducibile a dei modelli reali è quello che mi permette di sbizzarrirmi di più con la fantasia. Va bene. Poi abbiamo visto che hai fatto anche diversi film e vorremmo anche chiederti qual è il film in cui ti sei divertito di più o che ti è in generale piaciuto di più. Allora, ho fatto diversi film, quasi tutti i film sono commedie o film comici, film con Abatantuono, film con Bisio, film con Checco Zalone, c'ero anche in Cado dalle nubi, ma lì mi sono sempre state affidate delle parti comiche o delle parti comunque un po' da smargiasso sopra le righe. Il film che mi ha gratificato di più come attore è stato quello che ho fatto con Michele Placido, che è I Fiori del Male, la storia della banda vallanzasca. Lì facevo una parte drammatica e per me è stato gratificante poter fare una parte importante che non fosse solo comica e che quindi cristallizzasse, cioè facesse vedere che posso svolgere anche altri ruoli dentro il mondo del cinema che non sono solo squisitamente di commedia o comici. Mentre il personaggio più difficile che tu abbia mai interpretato, più difficile per far trasparire il suo significato, qual è stato? Il personaggio più difficile che ho fatto è un film che ho fatto, una commedia che ho fatto nel 2018, tra il 2013 e il 2018 è stato girato, un progetto molto lungo con un regista napoletano che si chiama Pasquale Marrazzo, e il titolo è Te lo dico pianissimo, è la storia di un padre con dei figli dentro delle relazioni sentimentali molto complicate ed era tutto girato in interni, era un film molto delicato dove io non potevo giocare le mie solite corde un po' forti, ma dovevo trattenere molto la mia recitazione e gli stati d'animo e le contraddizioni di quest'uomo erano molto sottili e particolari, per cui c'era da fare un grandissimo lavoro di preparazione molto accurato. È stato molto impegnativo, è stato molto faticoso, ma anche molto gratificante. Infatti adesso il film è in questi giorni proprio, quindi diciamo che questo podcast lo stiamo registrando a maggio 2022. In questi giorni questo film è a Los Angeles a un festival di cinema indipendente e pare che stia piacendo. Perfetto, io avrei un'altra domanda che poi si ricollega a quello che avevi già detto. Per i personaggi te avevi detto che avevi conosciuto diverse persone, avevi avuto diverse esperienze e io ti voglio chiedere qual è l'esperienza più strana o più bizzarra che mai hai avuto. L'esperienza più bizzarra che ho avuto durante la registrazione di un film è quando mi hanno chiamato a fare un film che si intitola 2061, diretto e prodotto dai fratelli Vanzina,
dove io facevo la parte di questo personaggio che era il Gruosso, era un cannibale, e ho dovuto recitare, ho girato in tutta Italia perché raccontava una anabasi, un viaggio, una specie di odissea di questo gruppo di patrioti italiani che vivono nel futuro, per cui siamo partiti dalle isole della Sicilia, siamo arrivati fino alle Alpi, un film che è durato 2 mesi, ho vissuto per 2 mesi girando con il kilt, ero completamente rasato come adesso, ma ero proprio rasato, mi avevano fatto in testa dei tatuaggi da guerriero, e anche sul viso, sul collo, sul corpo. Per cui ho fatto 2 mesi a girare per l'Italia, e 2 mesi, e dovunque andassi io ero uno con dei tatuaggi in testa, e quindi non tutte le volte non potevo stare a dare delle spiegazioni, però quando vai in un locale, in un bar, in una situazione, arriva uno grande e grosso con dei tatuaggi in testa, diciamo che non è proprio rassicurante come presenza. Questa cosa mi divertiva molto, devo dire la verità, come mi ha divertito molto essere completamente qualcun altro, come mi ha divertito molto vedere l'Italia da un punto di vista diverso, che non era quello del viaggiatore. Una cosa che ci è successa molto strana, tra le tante cose che ci sono successe strane, è che a un certo punto dovevamo girare una scena dove noi eravamo una specie di nave pirata. Eravamo talmente credibili come nave pirata che una goletta della Guardia di Finanza, pensando che fossimo veramente dei contrabbandieri, ci ha inseguiti e ci ha fatto attraccare, e ci hanno perquisiti. Poi hanno cominciato a trovare gente mascherata, così poi gli abbiamo spiegato che eravamo un film. Però questa sicuramente è la mia esperienza più singolare da quando ho iniziato a fare cinema. Ok, ora avvicinandoci alla fine di questa intervista, ti volevamo chiedere se durante la tua carriera avessi mai pensato di mollare, ma soprattutto cos'è che ti abbia spinto a continuare fino ad adesso, fino ad oggi, a continuare questo mestiere. Allora, in questo lavoro, come in tanti lavori, soprattutto gli inizi sono state molteplici le volte in cui io avrei smesso, perché ci sono, soprattutto agli inizi, non hai i risultati e non hai le gratificazioni che puoi avere poi magari più avanti nella tua professione. Però ci sono state molte volte durante il corso che avrei mollato, ma io sono sempre stato uno, soprattutto da ragazzo, poi ho cambiato attitudini, ero uno che iniziava le cose, se le iniziava con grande fervore, con grande entusiasmo, poi mi stancavo e le lasciavo lì, e questo l'ho fatto tante volte. Quando mi sono iscritto alla scuola di teatro ho lanciato una sfida a me stesso e mi sono detto: questa è la volta che io non mollo e che vado avanti fino in fondo. Così è stato, per cui tutte le volte che mi si apparecchiava davanti all'anima l'idea di mollare, io dicevo no, questa è una sfida e va portata fino in fondo. Poi quando sei adulto molte volte ci sono dei momenti di sconforto. La cosa che devi accettare e riconoscere quando fai questo tipo di lavoro è che nel passare fra una cosa fatta bene e un'altra, fra un'eccellenza e l'altra, devi accettare che ci siano dei periodi di depressione. Depressione vuol dire non di tristezza interiore, ma dei periodi in cui sei visto di meno, lavori di meno, ma semplicemente perché sei nascosto a preparare, a costruire le prossime cose. Diciamo che gli alti e bassi fanno parte della professione dell'artista. Riconoscerlo, accettarlo e saperlo affrontare fa parte del modo migliore per costruire il proprio professionismo. Hai qualcosa da dire riguardo all'episodio dell'ex Unione Sovietica? Quello in cui te sei andato per svariati giorni insieme alla tua scuola. Ah, ok. È uno dei ricordi più importanti della mia vita. Ricordo tutto molto nitidamente. Per me, quando sono andato in Unione Sovietica a fare lo spettacolo, è stata anche la prima volta che ho preso un aereo. Io ho preso l'aereo, adesso molte volte, soprattutto col turismo di massa, molti ragazzi già da bambini, già 8, 9, 10, 4 anni,
prendono l'aereo, ma negli anni '80 non era così usuale che un ragazzetto pigliasse l'aereo e andasse a destra e a sinistra. Per me è stata la prima volta che ho fatto un viaggio in aereo, è stato un viaggio su Milano-Mosca in aereo, su un aereo Tupolev. Mi ricordo nitidamente una cosa, che c'era un odoraccio sotto i sedili, tant'è che noi pensavamo e ridevamo fra di noi, credevamo ci fossero i morti sotto i sedili. C'era odore di morto sull'aereo, proprio quell'odoraccio di umido, e poi è stata un'esperienza nuova. Io sono stato strappato, dove strappato è virgolettato, al mio paese nelle montagne del Barisotto, per essere fiondato dentro un mondo assolutamente diverso, un mondo che era il mondo diverso dell'Unione Sovietica, un mondo che poi non è stato più così, perché l'anno dopo che io sono stato in Unione Sovietica non è stata più Unione Sovietica, è diventata Russia, e non c'era più non c'è stato più, almeno per quel periodo, un regime poliziesco così serrato. Mi ricordo che dovunque andassimo noi non potevamo mai andare da soli, per ognuno di noi c'erano 4-5 poliziotti che ci seguivano, è come se tu uscissi qua in piazza e comunque 5-6 poliziotti ti seguono a vista. Mi ricordo di cose stranissime, come il fatto della mancanza assoluta di beni di consumo ordinari. Qua noi, se uno ha minimamente del denaro a disposizione, poco e tanto, comunque qualsiasi bene è fruibile. Là nei bar c'era solo un caffè pessimo e marojna era uno strutto che solo a vederlo non sapevi se andava messo nei freni dei motori o se si poteva mangiare. Mi ricordo l'odore dell'Unione Sovietica. Loro avevano dei motori diversi dai nostri, nel senso che il tipo di benzina, il tipo di carburante aveva un numero di ottani diverso, e per cui anche la combustione delle macchine dava un odore diverso in giro per le strade. E poi abbiamo conosciuto persone che è come se fossimo andati su un altro pianeta, per cui non posso non ricordarmi di quella volta in cui io sono stato su un altro pianeta, e questo altro pianeta era l'Unione Sovietica del 1989. L'anno dopo non sarebbe stata più la stessa, per cui ho questo ricordo forte dentro di me. Ok. Adesso vogliamo chiederti, abbiamo una piccola curiosità da chiederti. Infatti spesso alcuni di noi ti vedono raccogliere dei mozziconi da per terra al marciapiede, no? E quindi ti volevamo chiedere come mai lo fai, come mai hai deciso di prenderti questo impegno, a che scopo? Spesso raccolgo i mozziconi dalle aiuole, perché non mi piace che le aiuole vengano lordate dai mozziconi. Potrei fare dei post su Facebook dicendo non buttate i mozziconi nelle aiuole, potrei mandare delle lettere di vibrante protesta ai giornali dicendo ma perché la gente sporca, potrei chiamare il sindaco, i vigili e dire ma fate una legge, fate una norma per pulire. Però siccome l'andazzo generale mi sembra che tutti siano sempre ansiosi di impartire delle piccole lezioncine morali, io ho preferito dare un esempio, e così se c'è un mozzicone per terra io lo vado a pulire. Per cui il mio modo d'azione è: quando c'è qualcosa che non va bene, e qualcosa che potrebbero fare tutti e chi deve farla non lo fa, la mia reazione è entro in azione e la faccio io. Perfetto, io ho anche un'altra domanda che è: abbiamo visto che tu scrivi sui giornali, hai una pagina tua fatta apposta, e vorremmo chiederti cosa ci scrivi sopra. Ho una pagina che si chiama Samurai d'Occidente, non è una pagina, è una pagina che io faccio tutte le settimane per un periodico locale che si chiama L'Informatore Vigevanese. È una pagina dove non è un editoriale, cioè non c'è il pensiero del giornale, non è neanche il pensiero del direttore, non è neanche la pretesa di essere una pagina di cronaca che racconta delle cose. È un po' una pagina dove io tratto i temi della settimana, i temi sia nazionali che locali,
dove la tratto con quello che sono con quello che è il mio carattere, con quello che è il mio modo di rappresentare le cose, che è sempre un po' sopra le righe. Devo dire la verità, faccio apposta a inserirci tutta una serie di porcherie e di parolacce appositamente. Infatti una delle osservazioni che spesso vengono fatte è bello quello che scrivi, però quante parolacce. In realtà questo è un mio piccolo giochetto. Siccome molte volte esprimo dei giudizi molto netti su delle cose, su delle situazioni, per non essere preso mai troppo sul serio, a me mi piace scherzare per primo contro me stesso e per primo autosabotarmi come guru, dicendo cose imprudenti. Adesso non so se è chiaro questo concetto, però per non essere preso troppo sul serio scrivo cose sopra le righe, ma poi io per primo faccio degli errori plateali, non dico di grammatica, ma usando un linguaggio che mi rende assolutamente irricevibile in situazioni formali. Ecco. Ed infine, per concludere, ti volevamo fare proprio quest'ultima domanda. Ti volevamo chiedere se hai un messaggio da poter lasciare a tutti i giovani di oggi, proprio in generale. Un messaggio da lasciare ai giovani in generale è di assecondare il proprio talento, di non cercare sempre, di non cercare di farsi accettare dagli altri a tutti i costi, che le strade più interessanti della propria vita sono quelle più solitarie, che il talento, che è quello che realizzeremo nella nostra vita, probabilmente è la voce più silenziosa e più inascoltata e più impopolare nel giro dei nostri amici, e di investire più che sul fatto di essere accettati dal gruppo e sul fatto di scoprire qual è la propria vera identità, perché l'identità personale è una risorsa prima ancora del fatto di dover piacere a tutti per forza. Ti ringraziamo per essere venuto all'ultimo episodio del podcast Etere. Allora, guarda, intanto, visto che siamo in conclusione, vi ringrazio io di avermi invitato. Poi sono curioso di sapere dove posso scaricare questo podcast. Dove lo posso scaricare? Su YouTube c'è anche il canale proprio della scuola in cui sono presenti tutti i 4 episodi. Ottimo, così io me li vado a scaricare. E poi, se me lo permettete, siccome io ho creato durante il periodo del Covid, ho creato una mia app personale che è una mind app, cioè un'icona grazie alla quale si può andare direttamente nel web e andare nel mio sito e andare nei miei contenuti. Anch'io ho dei miei podcast e vi chiedo il permesso se potrò poi caricare questa intervista con voi nella mia app. Sì, per noi sarebbe perfetto. E per me sarebbe un onore. Grazie.